Beh, certo, a Verona quando parliamo di nuovo modello, di un modello di sviluppo anche ehm, polivalente, con molte attività economiche che spaziano dalla cultura all'arte, all'industria 4.0. Comunque per Verona, anche guardando ai dati che riguardano la sua qualità della vita e quindi anche il suo benessere, si tratta più che altro di migliorare la propria condizione. Anche perché appunto la condizione di Verona è una condizione diciamo privilegiata tutto sommato in Italia, perché Verona è una città patrimonio che oggi ambisce a diventare anche una città creativa, una città formativa e persino una città a rete, una città ricca quindi di una rete di conoscenze e di ricerca. Eh, C'è da un lato da prendere più coscienza, maggiore coscienza di essere poi una città anche territorio, no? Una città territorio un po' come la sognava anche Adriano Olivetti e nello stesso tempo di essere anche consapevoli di appartenere a una grande piattaforma continentale urbana e quindi di essere quella che Yoda Friedman chiama città continente. Eh, lo sforzo di Verona quale deve essere? Di aumentare questa consapevolezza della sua posizione, del suo posizionamento, valorizzare ciò che ha ed è molto e soprattutto metterlo al sistema, cioè cercando di da tutti questi motori economici, di queste ricchezze, da questi dati positivi, cercare di tirare fuori, di estrarre la maggior qualità, una maggior qualità e soprattutto maggiori sinergie.